Amici di Matoscacco, la partita che vediamo oggi sarà una partita che scardinerà tutto ciò che pensate di aver capito nel mondo degli scacchi. Vedremo qualcosa di folle, alcune mosse senza senso, commentate e criticate da Kasparov in maniera aspra, ma vedremo come queste mosse funzioneranno e cerchiamo di capire in che contesto dove ci troviamo. Siamo nel 2013, nono turno del match tra Anand e Carlsen. Carlsen divenne poi campione del mondo, lo sappiamo tutti. In questo nono turno Anand doveva per forza vincere, era l'unico modo per rientrare in partita. Quindi cerca di impostare una partita molto tagliente, una partita dove col bianco cerca di spingere al massimo della sua forza e vedremo come Carlsen si difenderà da questi attacchi di Anand in una maniera totalmente fuori da ogni legge e ogni principio scacchistico. Che cosa dice la teoria di scacchi? Dice che se hai un numero di attaccanti dal parte del tuo avversario, non so, hai 4 attaccanti, una regina, un alfiere, un cavallo, una torre contro il tuo re, dovresti avere all'incirca lo stesso numero di difensori col re, quindi un cavallo che difende il re, un alfiere in fianchetto, una torre vicino, cioè più o meno così che dovrebbe funzionare. Qui vedremo che la teoria e gli scacchi veramente prenderanno una piega veramente mai vista. Ma ora basta chiacchiere, andiamo alla partita. Allora, Anand col bianco apre con D4 e Carlsen apre, si difende con la sua mitica cavallo F6, C4 e 6 cavallo C3, alfiere B4, difesa Nimzo indiana. Ricordiamo ragazzi che questa difesa che è molto sottovalutata ai livelli medio-bassi, a livelli altissimi la giocano praticamente sempre. Tra l'altro è uscito un mesetto fa il corso completo in italiano sulla Nizzo indiana nella Matoscacco Academy, quindi se non avete approfittato è il momento di, di visionarla tutta. F3, considerato una delle varianti più aggressive che serve poi a sostenere ovviamente anche spinte in E4, D5 che impedisce questo, A3 e qui arriva il cambio dell'alfiere su cavallo tipico della Nizzo indiana, pedone C5, cattura e adesso arriva pedone in E3. Benissimo, questa è una posizione straconosciuta per i grandi maestri, è stata giocata anche precedentemente da altri e questa stessa posizione si è raggiunta in una partita tra Botvinnik contro Capablanca e Capablanca in una posizione di questo tipo gioca la spinta del pedone in C4. Noi oggi, giocatori comuni, mortali, sappiamo che questa spinta è sbagliata perché toglie la tensione sul centro e non fa altro che favorire un'avanzata di pedoni al bianco sull'ala opposta. Questo è il problema di questa mossa. E anche Kasparov all'interno del suo libro I miei grandi predecessori, dove analizza la partita Botvinnik contro Capablanca, dice il cubano, riferendosi a Capablanca, in questo caso non ha avuto un buon intuito, quindi commenta aspramente la scelta di Capablanca di giocare C4. Ma che cosa gioca Carlsen in questa posizione? Pedone in C4. L'idea di questa mossa ovviamente è quello di cercare di chiudere e prendere spazio e togliere spazio ai pezzi avversari. Ovviamente la spinta è al momento inibita, ma prima o poi, con tutta probabilità, il bianco riuscirà a fare questa spinta e se il bianco riuscirà a fare questa spinta saranno veramente guai per il nero. Anche perché noi sappiamo sempre, l'abbiamo detto tante volte, che la tua catena pedonale indica il lato della scacchiera dove dovresti attaccare e la catena per il nero, per Carlsen, indica di attaccare sull'ala di donna dove sembra che non ci sia assolutamente niente, sembra che non ci sia alcun obiettivo d'attacco, quindi si aprirà probabilmente adesso una partita dove il nero attaccherà sull'ala di donna e il bianco attaccherà sull'ala di re. Cavallo in E2, cavallo in C6, G4 ed ecco che è iniziata l'avanzata dei pedoni contro il nero. Ora che cosa dicono i principi di scacchi? Che quando ti arrivano delle spinte laterali, più che andare a giocare H6, H5 anche era una possibilità, più che però magari
andare a dare un'occhiata in quel lato della scacchiera dove sta succedendo qualcosa, dovresti cercare magari di controgiocare al centro, su un altro lato della scacchiera, perché quasi sempre andare ad avanzare con i tuoi pedoni non fai altro che aiutare il tuo avversario, perché andando ad avanzare non fai altro che creare prima il punto di contatto tra i pedoni. Quindi qui semplicemente con un nonchalance incredibile, qui Carlsen arrocca sapendo che con tutta probabilità gli arriveranno fra pochissimo questi pedoni in faccia. Alfiere G2, cavallo A5, ovviamente l'obiettivo è quello di andare in B3, arrocco corto, cavallo B3, torre in A2, è una curiosa scelta, mi aspettavo un torre B1, ma è uguale, e arriva a B5. Ecco che in tutta tranquillità Carlsen inizia il suo attacco sull'ala di donna, dove, ripetiamo, sembra non esserci nulla. Cavallo G3 per Anand, che adesso con questo cavallo riesce a supportare tranquillamente la spinta in E4, perché ci sono abbastanza difensori su questa casa. Si potrà giocare 4 subito? Probabilmente sì, al costo anche di perdere un pedone, perché qui dopo cavallo per il bianco è sotto di un pedone, ma dopo alfiere F4 devo dire che la situazione per il nero non era poi facilissimissima da giocare, ma in partita comunque arriva cavallo G3 e comunque una mossa che prima o poi secondo me andava fatta. Pedone in A5, adesso arrivano possibilità come spinte in B4, G5 e adesso il cavallo, che è il miglior difensore dell'arrocco, ricordiamocelo sempre, è costretto ad andare via in una posizione passiva, cavallo in E8. Arriva E4, arriva finalmente questa spinta, intermedia cavallo per alfiere, donna per C1 e ora torre in A6. Questa torre può sicuramente dare uno sguardo sulla stessa traversa, importantissima. Qui giustamente Anand, anziché catturare, decide di giocare E5. L'idea è molto chiara, è quella di affiancare pian piano il pedone in F3, in F4, in F5 e andare veramente con tutti i pezzi all'attacco ad assaltare il re avversario. Arriva cavallo C7, guardate come Carlsen, 23enne, ricordiamoci, all'interno di questo torneo Anand ne aveva 44, Carlsen con tutta tranquillità, come se nulla stia accadendo, continua a manovrare i suoi pezzi tranquillamente. Vi faccio vedere come, l'avevamo già spiegato prima, magari andare a giocare una mossa come G6 con l'idea di fermare l'avanzata dei pedoni avversari, in realtà non fai altro che facilitare il tuo nemico. Per esempio dopo cavallo G7 con l'idea anche magari di creare dei blocchi, in realtà dopo donna in B5 con attacco qui e supporto su F5, per esempio qui arriva sempre il doppio attacco su questo punto, donna di 7, adesso arriva la spinta in F5 e dopo la spinta in F5 qui per forza bisogna catturare e qui può arrivare anche addirittura un sacrificio di qualità per permettere cavallo H5 con conseguenze devastanti per il nero. Ma la partita non è andata così e quindi non si è giocato G6, che abbiamo detto che avanzare i pedoni a volte ottieni il risultato opposto, cavallo C7 per Carlsen. F4, quindi ormai il piano è chiaro, prima o poi questi pedoni andranno a toccare i pedoni avversari. B4, con tutta tranquillità, arriva questa è un cambio di torre. Dopo cavallo per A6 arriva F5. Ora ditemi un pochettino voi con quale colore vi piacerebbe giocare qui. Se vi piacerebbe giocare da bianco o da nero. Aspetta che vi ruoto la scacchiera, così vi fate anche un'idea da bianco. Questa è la situazione da bianco. Che ve ne pare? Non è male, eh? Situazione da nero? Questa qui. Ok, ora dopo B3, è vero, il nero ha un pedone passato, ma c'è anche da dire che il nero non ha minacce concrete. In che modo può creare problemi sull'ala di donna? Cioè, dovrebbe fare delle manovre di donna, dovrebbe togliere l'alfiere, portare anche una torre. È molto lento quello che può fare il nero sull'ala di donna, mentre è molto veloce invece sono le operazioni che può fare il bianco, può fare la manovra dell'ascensore e tante altre. Arriva donna in F4, cavallo C7, mi viene da ridere ragazzi perché non è possibile che, cioè c'è qualcosa che non va, perché qui guarda quanti attaccanti
stanno arrivando contro il re nemico, che attualmente è difeso solo dalla torre e dai 3 pedoni davanti, e qui uno del nostro livello avrebbe già perso, si sarebbe già arreso senza neanche giocare, e qui Carlsen, i suoi pezzi iniziano a fare cose strane per tenere la posizione. Arriva la spinta in F6, forse una rottura più forte l'avrebbe avuta con la spinta in G6, ma comunque arriva F6 che è fortissima, poiché dopo G6, ed è così che va in partita, sono creati questi buchi, quindi il bianco ha anche possibilità concretissime di dare matto. Chiaro, se riesce a mettere il cavallo in E6, il cavallo in E6 riesce a tenere la casa G7. Anche H4 qui era una possibilità, oltre a F6, oltre alla spinta F6 subito, H4 sicuramente era un'altra possibilità. Ma Anand ha voluto giocare con più incisione, giocando pedone F6, e adesso arriva G6. Donna in H4, come avevamo detto prima, e cavallo in E8 anziché in E6. Si ottiene lo stesso risultato, quello di difendere la casa G7, e ora donna H6. L'idea di donna H6 è quello di fare questa tipica manovra di supporto dove poi arriva il matto inevitabile in H7. Quindi il nero è a praticamente 2 mosse inevitabile dal matto, perché non può spingere il pedone in H e non c'è nessun altro pezzo che può andare a difendere H7. E allora arriva B2. L'idea di Carlsen qual è? Non ti faccio sollevare la torre, perché se sollevi la torre io vado a promozione e mi prendo un'altra regina. E qui siamo a mossa 26. Siamo a mossa 26, la situazione è critica, Anand era sotto pressione, non doveva vincere per forza questa partita per rientrare nel match, e gioca la corretta torre F4, fregandosene della donna in più che avrebbe avuto Carlsen, ed è così che va la partita. E ora qui c'è una mossa decisiva e scacco al re, quindi questo re deve essere parato, può essere parato con l'alfiere, col cavallo, con la torre. Una difesa non equivale l'altra. Anand, dopo averci ragionato, sceglie la mossa che gli farà perdere la partita, che è cavallo in F1. Fra poco vediamo perché questa mossa farà perdere la partita. Vediamo invece che cosa sarebbe accaduto su alfiere F1, mossa corretta. Su donna in D1, che cosa deve fare qui la donna? Deve assolutamente evitare che possa arrivare questa batteria per vincere. Per esempio dopo torre H4, qui c'è addirittura donna in H5. Qui ricordiamoci che Carlsen ha una regina secca in più, quindi lo può tranquillamente anche sacrificare per il cavallo, ed è così che va la partita. No, non è così, ma è così che va la variante. Adesso arriva il matto, però adesso il matto è parabile dopo alfiere in F5. Questa sarebbe stata la variante più tagliente e corretta per Anand. Tuttavia invece, parandosi di cavallo, arriva donna in E1 che ferma la possibilità della torre di andare in H4. Oddio, la torre può andarci comunque in H4 perché è difesa dalla regina, ma qui, ripetiamo, dopo il sacrificio di questa seconda regina aggiuntiva, qui Carlsen ha una torre secca in più, questa partita è ultra vinta. Nell'altra variante invece, dove ci si para con l'alfiere, questa mossa non è disponibile. Il nero non può cambiare obbligatoriamente la regina sulla torre, quindi questa variante, la difesa di alfiere sarebbe stata corretta, avrebbe permesso alla partita di andare avanti o quantomeno entrare in una condizione di patta, ma invece qui errore clamoroso, cavallo in F1 permette donna in E1 e qui Anand abbandona. Ragazzi, questa partita è folle, spero che vi sia piaciuta e ha fatto vedere come tanti principi sono stati messi in discussione in questa partita, e questo fa capire come, se un giocatore sa veramente cosa fare con i propri pezzi, ha una conoscenza strategica e posizionale superiore, può fare veramente sulla scacchiera ciò che vuole. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento qui sotto, se sì mettete un like, aiutate l'algoritmo a spingere questi video e a far volare Matto Scacco, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao!